la grande sceneggiata torna in auge grazie ad un inarrestabile promotore come Antonio Ottaiano, lo stesso che per la prima volta nella storia del genere la presenta il prossimo 11 giugno alle 20:30 al Teatro Palapartenope di Fuorigrotta. Con I figli su Piezze Cori, i 3 atti e 3 quadri di Enzo Vitale, ispirati alla lirica del 1930 di Libero Bovi e Ferdinando Albano, l'artista Ottaiano sfodera le sue carte vincenti e lo fa portando con coraggio il suo spettacolo nella storicizzata tendostruttura di via Barbagallo. Prodotto dalla Amphoras Production di Carmine Gambardella, l'allestimento riconduce così in palcoscenico tra canzoni e passioni la vera essenza di un popolo senza tempo, con la regia di Velia Magno, l'accompagnamento dal vivo dell'orchestra fiscale, gli arrangiamenti del maestro Ginetto Ferrara e con il resto della compagnia, tra cui gli attori e cantanti Maria Del Monte, Antonio Buonome e Mario Terrano, ed ancora il figlio d'arte Jack Otto con Ernesto Martucci, Patrizia Masiello, Massimo Salvetti, Talia Orefice, Ciro Meglio, Luigi Orefice, Gianni Martino ed Ornella Varchetta. Ottaiano riporta tra il pubblico l'ineguagliabile forza di un tipo di teatro da promuovere e tutelare, avallando con i loro favorevoli consensi l'intenzione di riportare tra il grande pubblico l'antico genere personaggi come Ugo Gregoretti, Giacomo Rizzo, Francesco Paolo Antoni e Bruno Lanza. A proposito della missione firmata Ottaiano, così si sono espressi: l'operazione di Antonio Ottaiano, ha detto l'intellettuale, regista e drammaturgo Ugo Gregoretti, è molto interessante, un'idea intelligente che consacra l'artista napoletano come uno dei testimoni della grande cultura popolare di una città senza tempo. Il lavoro mi rende curiosa al punto di provare ad essere presente tra gli spettatori del prossimo 11 giugno. Mi compiaccio per la volontà di fare rivivere un genere per un periodo finito in soffitta e per la passione con cui si mette in risalto positivamente un aspetto artistico di una Napoli popolare fatta di grandi autori e di veraci interpreti. Ottaiano, nel proporre dinanzi ad un pubblico numerosissimo come quello del Palapartenope la sceneggiata ricavata dal testo di Libero Bovio, porta a termine una missione di carattere antropologico meritevole di plausi e consensi. Sarà bello osservare il rinnovamento di un genere antico e nel contempo apprezzare un'iniziativa capace di dare lustro alle origini più sincere del popolo napoletano. Prodigo di complimenti per Antonio Ottaiano e la sua sceneggiata anche l'attore e regista Giacomo Rizzo, che ha elogiato la voglia di portare in scena uno spettacolo come originariamente voluto dai primi autori, non contaminato nel testo da criminalità organizzata, carcerati e brutta gente. È giusto, ha detto al proposito anche l'attore Francesco Paolo Antoni, esaltare queste rappresentazioni legate alla tradizione e capace di suscitare le emozioni di tanta gente. Salvare le espressioni artistiche del popolo è importante ed al momento Antonio Ottaiano è l'unico in grado di farlo. Favorevole all'iniziativa anche l'autore e compositore Bruno Lanza. Si tratta di un'operazione coraggiosa, ha detto il noto artista. Anche se fino a qualche anno fa consideravo la sceneggiata superata, devo dire che alla luce del crollo dei valori umani e sociali la stessa oggi ha una sua importante funzione. Se è corretta e non riporta in scena la giustizia fai da te modello anni 50-60, riesce a riformulare al meglio i valori della famiglia, dell'appartenenza, della solidarietà e della convivenza pacifica. L'iniziativa di Ottaiano ha un suo grande significato. Ora spetta all'abilità dell'artista al Teatro Palapartenope produrre interesse in un pubblico più vasto e diffondere il messaggio positivo della sua sceneggiata.